Meno richieste rispetto al 2018 e calo della durata media dei soggiorni, le tendenze delle presenze turistiche nelle strutture alberghiere di Sestri Levante nel pieno della stagione estiva. Un nuovo mezzo scoperto per ATP in funzione tra Chiavari e Sestri Levante sarà a disposizione delle amministrazioni e degli operatori turistici per promuovere il Tigullio orientale. La Santa Messa dalla Casa di Doreto, nuovo servizio di telepace anche per i fedeli della diocesi di Chiavari, la celebrazione in diretta dal lunedì al sabato alle 7:30 su Telepace 2 al canale 85. 29esima edizione per il Blues and Soul Festival di Sestri Levante, grande successo di pubblico all'Arena Conchiglia per le esibizioni di Matt Sheffield e Big Pete Person. Buongiorno ai telespettatori di Tigullio Oggi. Arrivati ormai nel pieno della stagione estiva, abbiamo cercato di capire quali sono le tendenze del turismo sul territorio. Dopo aver ascoltato le strutture alberghiere di Chiavari ci siamo spostati su quelli di Sestri Levante. Anche in questo caso c'è una conferma, ovvero la tendenza del calo di richieste per gli hotel della città. Facciamo il punto. Calano le richieste e diminuisce la durata media dei soggiorni. Queste le prime indicazioni sulle presenze turistiche a Sestri Levante, che emergono dopo aver consultato alcune strutture alberghiere della Bimare. Meno richieste, ma la grande affluenza estiva permette a molte strutture di essere comunque al completo, con poche eccezioni che riguardano i giorni feriali. A Sestri gli assenti di quest'anno sono soprattutto i turisti italiani, mentre tra quelli stranieri, soprattutto da Nord Europa e Stati Uniti, il calo resta contenuto. Il soggiorno medio, ormai in calo costante da una decina d'anni, è indicativamente di 2-3 giorni, con una grossa sproporzione tra le richieste nel weekend rispetto a quelle nei giorni feriali. Sono soprattutto le coppie di mezza età e le famiglie a scegliere Sestri e le sue strutture, con un'alta percentuale di clienti affezionati. Nonostante il calo di richieste, giugno e la prima metà di luglio sono stati un periodo di ripresa rispetto ai mesi di aprile e maggio, in cui il meteo poco clemente ha ridotto drasticamente gli arrivi. Lo ha sottolineato anche Francesco Andreoli, presidente del consorzio che si occupa del turismo Liguria Together. Ma la tendenza sembra direi positiva, dopo comunque un inizio un po' faticoso, derivato soprattutto da aprile, maggio, senza un giorno di sole. Giugno abbiamo recuperato molto bene, luglio sta andando molto bene, le previsioni per agosto e per settembre e ottobre sono in linea. Lo conferma anche il rapporto della Federalberghi sui primi 5 mesi dell'anno, dal 1 gennaio al 31 maggio, che mostrano un calo delle presenze del 13,38% rispetto allo stesso periodo del 2018, dato leggermente più alto rispetto a quello medio del Tigullio, assestato al 13,09%. E per fare il punto sul turismo, il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio ha proposto un incontro tra i primi cittadini del Tigullio per sviluppare una strategia comune che consenta un incremento generale delle presenze turistiche. La tavola rotonda è in programma il prossimo 25 luglio all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante e servirà a pianificare la prossima stagione. Tra gli obiettivi una promozione integrata e un trasporto pubblico che colleghi i vari centri in maniera funzionale per i turisti. E in quest'ottica, nell'ottica di ampliare l'offerta turistica, si inserisce la messa in servizio di un nuovo mezzo per ATP, un bus panoramico in funzione tra Chiavari e Sestri Levante a disposizione delle amministrazioni, delle guide turistiche e di chi voglia scoprire in modo particolare il Tigullio. Questa mattina la benedizione è il primo giro con le autorità. I comuni devono essere per forza coinvolti, fin dall'inizio sono stati coinvolti sia il comune di Chiavari che Sestri Levante e purtroppo c'era Lavagna che era un po' in difficoltà perché era commissariata, ma adesso abbiamo preso contatti e stiamo partendo anche con loro. Che servizio verrà affidato a questo mezzo? Allora, questo mezzo tanto è un servizio diciamo, a livello pubblicitario perché ATP è diciamo, un'azienda che è stata messa in sicurezza e risanata per quello che era diciamo 2 anni fa. E abbiamo coinvolto le guide diciamo, ci daranno una mano per tracciare un percorso oppure metterlo in linea da Sestri Levante a Chiavari.
C'è un nuovo mezzo a disposizione delle iniziative turistiche della Riviera, ovviamente lo metteremo a disposizione delle prenotazioni delle guide e quando non ci saranno prenotazioni lo faremo ruotare sulle linee maggiormente attrattive dal punto di vista turistico, tipo il Discobus che è partito da pochi giorni. Nasce da una collaborazione col Piemonte. Sì, è una collaborazione fra TP Esercizio e un'azienda piemontese, grazie all'intervento del sindaco Bucci e del consigliere Claudio Garbarino, un gemellaggio che potrà trasformarsi in partnership. Al momento abbiamo affittato per 90 euro al giorno questo mezzo e poi, se funzionerà, diventerà un progetto strategico e come opzione avremo quella di acquistare dei mezzi da questa azienda oppure di noleggiarli e fare un servizio davvero turistico su linee a frequenza stabilita. Uno dei servizi che si aggiunge a quelli già attivi per il Tigullio per quest'estate, pensiamo al Portofino Pass, al Discobus Pass e allo shuttle con aeroporto. Diciamo che è il suggello di una rinata TP Esercizio che il 7 agosto restituirà ai dipendenti anche il 30% dello stipendio che aveva decurtato nei famosi anni del concordato. La cronaca: un cittadino di Lavagna di 39 anni è stato arrestato dalla polizia per il reato di spaccio. L'uomo nei giorni scorsi era già stato denunciato per lo stesso reato nel corso dell'operazione Chevù, dove era stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana nascosti in casa. Nonostante questo, gli agenti del commissariato di Chiavari lo hanno visto ieri pomeriggio mentre stava facendo la spola tra la sua abitazione e l'area del porto turistico lavagnese. Insospettiti lo hanno seguito e fermato mentre stava entrando in un box preso in affitto senza regolare contratto. All'interno i poliziotti hanno trovato nascosti 1,8 kg di marijuana, un bilancino di precisione e svariate banconote. A seguito di ciò è scattato l'arresto e il sequestro dello stupefacente, questa mattina il processo per direttissima. E ancora un 39enne, residente questa volta a Santa Margherita Ligure, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato questa mattina per un controllo dai carabinieri a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 47 grammi di eroina, una dose di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e materiale atto al confezionamento dello stupefacente, oltre alla somma di 195 euro verosimile provento dell'attività illecita. L'uomo in questo caso è stato associato al carcere di Marassi. Per la politica amministrativa, dopo più di 3 mesi, penso che i cittadini meritino una risposta, è quanto denuncia il consigliere comunale di Casarza Ligure Andrea Telchime. Una sua interrogazione presentata lo scorso 9 aprile per un problema legato ad una fognatura di via Matteotti che a più riprese ha creato disagi importanti ai residenti, scrive in un comunicato: ad oggi non c'è stata ancora una risposta da parte dell'amministrazione. A termini di legge la risposta scritta va data al massimo entro 30 giorni, commenta il consigliere comunale, che sottolinea la grave scorrettezza istituzionale. Notizia che abbiamo trovato sul nostro sito teleradiopace.com. Voltiamo pagina: 60 anni di vita insieme per i coniugi Loiacono. La testimonianza di Raffaele e Mirella, sposi da 60 anni, festeggiati nei giorni scorsi a Rupinaro, saranno al centro della puntata di questa sera di Noi Chiesa, in onda su Telepace 1 al canale 15 alle 21:10. Ne vediamo un'anticipazione. Come è stato raggiunto questo traguardo? A una velocità supersonica. Ci sembra ieri che ci siamo sposati, proprio i tempi sono volati, quindi ci domandiamo: ma come, già 60 anni? E per cui ci auguriamo altri 60. Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti nella parrocchia, eravamo della stessa parrocchia. Io ero in un'altra e avendo cambiato casa, diciamo, l'ho conosciuto quando lui era già grande e io anche, perché avevo già 16 anni. L'ho visto in parrocchia, però non c'era proprio niente. Poi quando sono stata sui 20 veramente, lui così si è accorto di me, ma c'è stato tutto qualcosa di precedente a questo. Lui aveva pregato il Signore che l'aiutasse a trovare la sposa giusta. Lui aveva un sacerdote che aveva detto queste cose a lui. Io a Milano, un altro sacerdote aveva detto la stessa cosa anche a noi ragazze. Per cui noi pensiamo che è un po' stato il Signore a farci incontrare. Ci
stati degli episodi, ma sta di fatto che ci siamo incontrati, sì. E ci sono stati dei momenti difficili in questi 60 anni di matrimonio, momenti anche nei quali forse quella scintilla che era scoccata all'inizio c'era il rischio che si spegnesse un pochino. Beh, ci sono stati sì dei momenti difficili, anche perché lui per carattere suo ha sempre tantissimi impegni oltre alla famiglia, quindi non era sempre presente. E io avrei pensato e mi avrei desiderato anche di vederlo più spesso in casa, però dicevo, sta lavorando per il Signore. Ecco, direi che la fede mi ha aiutato tantissimo. Proprio allora diciamo che non conoscevo neanche bene il sacramento del matrimonio. Ci si sposava tutti in chiesa, si sapeva che ci si sposava per sempre. Non me ne sono fatto dei problemi, non c'è stata nessuna preparazione, allora non si faceva. Però dicevo, sta lavorando per il Signore, accettavo la cosa come difficoltà, ecco. D'altra parte mi pareva giusto, ecco. Festa patronale di Santa Margherita a Moconesi Alto. Questa sera alle 20:30 ci sarà un momento di adorazione eucaristica comunitaria con le confessioni. Domani alle 10 la messa solenne presieduta dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini, al termine della quale ci sarà la benedizione delle nuove vetrate artistiche. Alle 20:30 il canto dei secondi vespri e la processione guidata da Don Daniele Beronio e la benedizione eucaristica. Domenica 21, infine alle 8:45 la messa festiva di ringraziamento e in suffragio di tutti i defunti. E la messa dalla Santa Casa di Loreto in diretta alle 7:30 dal lunedì al sabato e il nuovo servizio di Telepace assieme alla diffusione a partire dalle 10 della messa della domenica dalla Basilica della Santa Casa. Per quanto riguarda il nostro emittente, la celebrazione sarà trasmessa in diretta su Telepace 2 al canale 85 tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 7:30 e partiamo da domani. La recita del Rosario sarà anticipata in questo caso alle 6:50. Due iniziative prodotte dal Polo della Comunicazione della Delegazione Pontificia della Santa Casa, veicolate attraverso il satellite e appunto in alcune regioni raggiunte dal digitale terrestre, tra cui la diocesi di Chiavari. Sentiamo. Sono veramente riconoscente al buon Dio per le trasmissioni che vengono da Loreto. Era un desiderio, io parlo di un pio desiderio, che c'era stato sin dagli albori. Ebbene, il Signore, al quale noi rendiamo lode e gloria, ha permesso che questo avvenisse proprio in questo mese, quindi grazie a Dio, grazie all'Arcivescovo di Loreto e grazie anche ai nostri operatori che rendono possibile questo servizio. Vergine Lauretana, noi ripetiamo, prega per noi. La Santa Casa entra nelle case per portare la sua grazia, il suo carisma, che è quello della semplicità, dell'umiltà, del valore del quotidiano, della presenza di Dio nella vita concreta delle persone e con speciale riferimento alla vita di ogni famiglia. La Santa Casa è anche la casa degli anziani, perché lì sono vissuti degli anziani, i genitori di Maria, ma anche chi è venuto dopo in quella casa. È la casa anche di chi ha vissuto la vedovanza, è la casa anche di chi ha perso un figlio. Maria ha perso un figlio, è rimasta vedova di Giuseppe. È la casa dei fidanzati, perché lì si sono fidanzati Maria e Giuseppe. Insomma, ci sono tante connessioni con la vita reale delle persone, che ogni situazione può trovare un riferimento e anche una connessione spirituale forte per avere quel coraggio, quella voglia di andare avanti che il Signore non manca di donare a chi si affida a Lui, soprattutto nella partecipazione all'Eucaristia, specialmente per quelli che non possono muoversi di casa e quindi si uniscono spiritualmente al divino sacrificio. Ancora cronaca, Sesti Levante nel corso di una serie di controlli militari dell'Arma hanno denunciato 2 italiani di 65 e 54 anni disoccupati per concorso in contraffazione. I 2 hanno cercato di vendere una motosega di scarso valore spacciandola per un prodotto di marca. Fermati a bordo della propria auto sono stati trovati in possesso di 2 di questi utensili sprovvisti di adesivi identificativi e di una ventina di sacchetti contenenti attrezzi per la manutenzione. Portati in caserma sono stati identificati e denunciati e tutto il materiale è stato sequestrato.
Una grande varietà di proposte culinarie e tanta musica hanno animato ieri sera il centro storico di Chiavari per il consueto appuntamento con la Grande Abbuffata. L'evento, organizzato dal CIV Ci Vediamo in Centro a Chiavari, coinvolge molti degli esercenti chiavaresi che hanno proposto alcune delle loro specialità alimentari, permettendo ai partecipanti di consumarle mentre erano immersi nel centro storico. Quella di ieri sera è stata la 25esima edizione della Buffata e si è svolta durante il periodo di saldi estivi, con molti negozi che sono rimasti aperti durante la serata. È stato il primo dei 2 appuntamenti annuali, il secondo è in programma il prossimo 7 di agosto. E a Sestri Levante si è svolta la 29esima edizione del Blues and Soul Festival all'Arena Conchiglia. Il chitarrista inglese Matt Schofield e il cantante afroamericano Big Pete Pearson sono stati gli ospiti della serata, molto apprezzata in termini di pubblico. Il blues più tradizionale di Big Pete Pearson e quello più sperimentale di Matt Schofield hanno animato l'Arena Conchiglia di Sestri Levante per la 29esima edizione del Blues and Soul Festival. Una grande risposta di pubblico per 2 artisti di fama internazionale e tanta soddisfazione per gli organizzatori che, tra tante difficoltà, lavorano costantemente per valorizzare un certo tipo di musica e di cultura. È uno dei festival più belli che abbiamo in Italia, in una cornice, quella di Sestri Levante della Baia del Silenzio, che non ha eguali. Comunque è anche un piacere fare questa fatica e portare a casa un risultato come quello di stasera, che è stato un risultato sensazionale dal punto di vista degli artisti sul palco. Io ho avuto la fortuna di partecipare anche come musicista, ma soprattutto per l'affluenza della gente e del pubblico così caldo, che ha reso questa serata veramente speciale. Conta anche ogni anno proporre delle novità, dalla grande tecnica chitarristica alla perfezione delle basi, alla capacità dei musicisti veramente eccelsa del gruppo di Matt Schofield, l'anima, il cuore e il corpo del blues tradizionale con Pete Pearson. Sono proprio 2 aspetti lontani forse ma complementari del blues, e ogni anno dobbiamo trovare dei modi, dobbiamo trovare degli aspetti che rendano interessante anche a noi stessi la realizzazione di questo, perché se non parte da noi stessi il fatto di riuscire a costruire una dimensione culturale di un certo tipo non può riuscire bene. Una storia d'amore senza età, quella tra il conte Opizio Fieschi e la contessa Bianca De Bianchi, che ogni anno si rinnova con la tradizionale torta dei Fieschi di Lavagna. Quest'anno, insieme alla 70esima edizione della festa, dove viene revocato il matrimonio, ci sarà anche una commedia musicale che racconta del loro amore e dei fatti precedenti alle nozze. Lo spettacolo è organizzato dal Corpo Bandistico Città di Lavagna, dal gruppo di danza storica Grazie d'Amore, dai musicisti, sbandieratori e armati dei Sestieri di Lavagna, con la regia di Pier Curci e la direzione musicale di Aldo Mistrangelo. Lo spettacolo andrà in scena domani alle 21:30 in piazza Marconi a Lavagna. È possibile prenotare i posti a sedere andando presso l'edicola San Buccetti di via Roma e il Cartunia Caffè in piazza della Libertà, ovviamente a Lavagna. La linea adesso va alla rassegna stampa, vediamo i titoli dei giornali in edicola quest'oggi, ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti. Gelo siberiano, questo è il titolo di Avvenire, si tratta dei venti di crisi del governo, Giorgetti rinuncia alla candidatura a commissario, il Quirinale attende segnali, Di Maio, veniamo colpiti alle spalle, Salvini non c'è fiducia neanche personale, il leghista annuncia che diserterà il Consiglio dei Ministri e minaccia la rottura, ma poi smorza i toni. Il prossimo fine settimana, quello che inizia oggi pomeriggio, sarà dedicato in particolare alla Luna, ai 50 anni dallo sbarco sulla Luna, la comunione nello spazio e lo sguardo dei papi, quel grande balzo per tutti noi. E poi sempre da Avvenire di oggi è Matteo Bruni, il direttore della sala stampa della comunicazione vaticana, e poi migranti, duello in Europa su sbarchi e porti, un buco per le regioni, stop al bollo auto da trovare 6,5 miliardi di euro. E poi ancora via al conto alla rovescia, mediazione in Parlamento per la legge del fine vita, ricostruire, basta precarietà, lo dicono gli abitanti di Amatrice, lo hanno detto ieri al presidente
della Repubblica Mattarella, vediamo nelle pagine interne di Avvenire. Mattarella: è urgente ricostruire. Qui ad Amatrice si gioca il futuro dell'Italia nel suo complesso, ammonisce il Presidente della Repubblica. Inaugurata una scuola ma non basta, appello ad accelerare su abitazioni, ospedali, aziende e monumenti. Siamo nella prima pagina del Secolo XIX, che anche qua titola sulla possibile crisi di governo. Finita la fiducia, la crisi di governo mai così vicina. Il leghista smentisce l'incontro con Mattarella, il grillino, cioè Di Maio, pugnallato alle spalle, e Giorgetti rinuncia all'Unione Europea. E il commento di Federico Geremicca: cronaca di una morte annunciata. Vediamo la Presidente della Commissione Europea von der Leyen: l'Europa sia unita per dialogare con la Russia. L'Italia: cambiamo le regole per evitare i sigilli in spiaggia. Il blitz a Genova, Bruxelles concede una tregua sulle concessioni. Un'intervista a Flavio Briatore: così tutti i bagni andrebbero sequestrati, impariamo dai francesi. La storia: il giallo del ragazzo morto a Parigi, un'atroce beffa, la vincita al casino. E poi la morte di Luciano De Crescenzo, l'ingegnere filosofo, l'irresistibile maestro di umorismo, per molti anni anche compare di Renzo Arbore in molte trasmissioni televisive. Turismo: in calo in Riviera, sindaci uniti per il rilancio. Veniamo nel Levante: la Riviera unita per affrontare il calo del turismo, lo chiede la sindaca di Sestri Levante, che propone a tutti gli altri sindaci una riunione comune per varare una strategia condivisa. L'intervista al presidente di Federalberghi del Levante, Aldo Verdin, che dice: piano quinquennale e marketing ad hoc. Gli ultimi 3 anni sono stati particolarmente buoni, complici le crisi in Grecia, Turchia e prima ancora in Egitto, non si può pensare di rimanere sempre sulla cresta dell'onda. E siamo invece alla cronaca: furti nel parcheggio dell'Ipercoop Leudi, massima attenzione, pneumatici tagliati per distrarre i clienti, da depredare, i ladri mi hanno portato via soldi, cellulare e documenti. Un servizio straordinario dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure per contrastare l'abusivismo commerciale, l'immigrazione clandestina e il degrado urbano. Azioni preventive che hanno il fine di migliorare la percezione della sicurezza si sono concretizzate in 2 denunce e 2 sanzioni per abusivismo commerciale verso 4 cittadini stranieri. Un 63enne residente nel centro storico è stato denunciato per ricettazione e commercio di merce contraffatta per un valore complessivo di 1.500 euro. Un 44enne senza fissa dimora è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nello Stato italiano, multe per un totale di 11.000 euro nei confronti di un 71enne abitante nel centro storico genovese e di un 32enne residente a Roma per vendita abusiva di merce contraffatta. Andiamo a vedere se ci sono altri aggiornamenti in redazione con Giacomo Rizzi. Grazie Andrea. Un incidente tra un camion ed uno scooter a Cicagna questa mattina intorno alle 11. Lo scontro tra i 2 mezzi è avvenuto in via Valente, circa all'altezza della sede della Croce Rossa di Cicagna. Ad avere la peggio il conducente delle 2 ruote, che è stato soccorso dall'automedica del 118 di Lavagna. È stato poi trasportato cosciente dall'ambulanza della Croce Rossa di Cicagna, in codice giallo, all'ospedale San Martino di Genova. Questa notte, invece, in via Gramsci a Riva Trigoso, un uomo ubriaco alla guida del proprio autocarro è andato a sbattere danneggiando 2 auto e 6 moto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Il Sestri Levante, che hanno sottoposto l'uomo all'alcol test, risultato positivo con un valore di 2,6 grammi per litro. L'autista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con ritiro della patente e confisca del mezzo. Dalla redazione è tutto. Bene, grazie, ed è tutto per questa edizione di Tigullio Oggi. L'informazione torna questa sera alle 19:15, ma continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.